Al Comune di Agrigento a fine mese riaccenderanno i motori le ruspe, verranno abbattuti 3 immobili, fanno parte della prima tranche. Sì, si prosegue attraverso una attività volta anche a recuperare tra le pieghe di un difficile bilancio della pubblica amministrazione importi che consentano di portare avanti le pratiche di demolizione sulla scorta del protocollo di intesa stipulato con la Procura. Anche il Comune di Agrigento cerca di dare seguito all'iter, quindi anche in questo caso ci saranno dei nuovi manufatti che saranno oggetto di demolizione a cura dell'ente entro fine mese. È stato completato l'iter di aggiudicazione della gara alla ditta e quindi abbiamo completato già l'iter sotto il profilo procedurale. Ci sarà il seguito di competenze in relazione insomma, all'attività che già è stata definita burocraticamente. Qual è il costo? L'importo complessivo è di 33.000 euro circa, 33-35.000 euro. Non sono importi cospicui di grande consistenza, però sono quelli che ci permettono in qualche modo di non dimenticare, di non mettere da parte l'iter legato alle demolizioni che in qualche modo, come dire, dà segnale anche dell'attenzione rivolta al ripristino di contenuti di legalità, con le difficoltà chiaramente finanziarie che l'ente vive, però stiamo andando avanti. I manufatti sono immobili abitati oppure no? Cosa sono? Non ho tutti i dati al completo, credo che alcuni non siano manufatti abitati, sono comunque dei manufatti che sono relativi a immobili legati così ad un contatto costante sotto questo profilo anche con la Procura ai fini di una loro corretta individuazione secondo diversi criteri, primo tra questi chiaramente il criterio cronologico. I privati sono in tempo ad autodemolire? In generale, l'autodemolizione è sempre un profilo di maggiore aspetti di maggiore convenienza a favore del privato, perché ha un costo notevolmente ridotto rispetto ai costi che vengono affrontati dalle pubbliche amministrazioni in sede di demolizione, che chiaramente poi dovranno essere a loro volta oggetto di recupero, perché queste demolizioni, non dimentichiamolo, sono svolte a danno dei soggetti privati, per cui conseguentemente la necessità è quella poi di procedere al recupero delle somme utilizzate, che di norma sono di maggiore consistenza rispetto a quelle che vengono utilizzate direttamente dai soggetti privati in proprio qualora questo fosse possibile.